meridionale che vive in regione da 30 anni, cioè questi temi sull'autonomia mi appassionano sempre in maniera nuova, no? Perché non ci sono proprio geneticamente abituato. Ma la riflessione che voglio fare io è questa, cioè il livello del dibattito, dell'analisi che anche stasera è stato fatto e che, diciamo, in ambito di centrosinistra si cerca di sviluppare, e almeno questa è una mia percezione, è un livello di dibattito che nell'ambito del centrodestra non esiste. Cioè, quindi, allora c'è questo elemento e secondo me, dal mio modesto parere, c'è un elemento molto volgare, politico, volgare proprio nel senso più profondo del termine. Cioè io vedo un'operazione da parte del centrodestra regionale, una percezione corretta o sbagliata, di essere nella possibilità di raccogliere più consenso fuori dai centri urbani e dentro le piccole realtà. Quindi la mia sensazione, proprio come operazione politica di fondo, perché io il contenuto tecnico da parte del centrodestra non riesco ancora a toccarlo, non riesco a percepirlo, mi sembra un'operazione orientata a stendere, attraverso le province, a stendere un altro livello di controllo, di potere, di consenso. Quindi, come dire, di mettere un'ulteriore barriera fra l'ipotesi di dominio regionale rispetto ai fastidi, Udine ne è un esempio abbastanza evidente, i fastidi che i comuni possono dare. Mettiamoci anche una provincia di mezzo a fare cuscinetto e a cercare di rendere ancora più, come dire, non dico oppressiva, ma belle queste due mani piantate sulle piante. Allora, la provocazione che pongo io soprattutto a Massimo, cioè qual è il livello di dibattito che da domani viene messo a terra con questa maggioranza di centrodestra? Perché credo che l'unico obiettivo, no? Cioè, è chiaro che questi ragionamenti estremamente interessanti, se restano, diciamo, in questo perimetro, sono un'operazione quasi onanistica, perdonatemi il termine, servono a poco. Quindi quello che io auspico, e credo che sia questa l'intenzione, è di portare questi argomenti come meccanismo per smascherare la vacuità che c'è dietro la proposta del centrodestra regionale, perché è l'unica alternativa. A me questa situazione mi ricorda un po', chiudo, Apollo 13, penso che l'avete visto tutti, c'è la famosa situazione, restano nell'EM con l'alloggiamento del filtro quadro e ci devono mettere il filtro tondo. E io ho la sensazione che qua si rischi di... ho sentito molti dire, vabbè, faranno questa legge, vediamo perlomeno di trovare qualche cosa di buono, di riempirla di contenuti. Io ho la sensazione che si corre il rischio di inseguire la chimera di costruire il filtro tondo da mettere nell'alloggiamento quadro, che è un'operazione probabilmente inutile e molto faticosa. Quindi, ecco, lascio a te poi fare le altre considerazioni. Allora,